qualcuno non piace perché dice ma commemorate la guerra, no, vogliamo far conoscere la guerra per amare un pochino di più la pace se siamo capaci. Il Veneto è uno dei punti centrali. Quando resistevano nel 17 i nostri sul Piave dopo la rottura di Caporetto, scrivendo ad Albertini, un giornalista del Corriere della Sera, Rino Alessi, gli diceva no, qui ancora qualche difficoltà c'è perché non avevano ricostituito le linee, però ci sono i veneti, quasi tutti alpini, che si battono come leoni, quindi forse ce la dovremmo fare a tenerli sul Piave. Questa volta parleremo con coraggio della Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale è stata una guerra prima molto celebrata, poi quasi dimenticata perché la si vedeva nel suo nesso con la genesi del fascismo, poi recuperata in una tinta un po' patriottarda e diciamo per così dire fasulla. Solo in anni più recenti si è cominciato a guardarla come tutti gli avvenimenti storici con i suoi chiari e nei suoi scuri, ed è appunto quello che farò io qui oggi e quello che caratterizzerà le celebrazioni. Beh, cultura, approfondimenti, storia, certamente paesaggio, territorio. La nostra voglia è che questa occasione, questi 4 anni, siano un inizio di un percorso che veda il Veneto al centro di iniziative di ricordo, di presentazione, ma che investa sul futuro. I ragazzi nelle scuole, i bambini dell'infanzia a cui faremo delle proposte, i nostri anziani nelle case di riposo, i nostri cittadini, tante iniziative di approfondimento culturale in tutto il Veneto.